Con la complicità del cielo imbronciato, i turisti si sono riversati in massa su Venezia, bloccando in mattinata addirittura il Ponte della Libertà, dove si è formato un serpentone di auto lungo oltre 2 chilometri, diretto verso Piazzale Roma. Tutti incolonnati in cerca di un parcheggio miraggio è divenuto introvabile anche per chi tra i residenti ce l'ha, con tanto di abbonamento, vedi comunale, ma vista la lunga coda per entrarvi ha preferito rinunciarvi. Tutto questo a nemmeno 24 ore dal monito sulla fragilità della città e sui rischi cui va incontro lanciato dall'UNESCO. Il monito dell'UNESCO va tenuto presente, la sua importanza, però lo trovo assolutamente ingeneroso per la parte in cui si critica l'assenza di politiche di sostenibilità, perché sotto questo aspetto molto si è fatto. Cito il Mose, ma cito anche tutte le iniziative che il Comune di Venezia sta adottando. Vero è che se il turismo di massa con le sue affittanze brevi, secondo UNESCO, è tra le cause principali della sofferenza della città, rappresenta anche il 20% del PIL dell'intero stivale. Però noi viviamo di turismo, tutti vivono di turismo, dagli albergatori ai ristoratori, ma anche tutti coloro che lavorano per questo mondo, dagli avvocati agli architetti e perché no, dagli impiegati di banca che stipulano i mutui che vengono contratti dagli albergatori. È proprio dall'Associazione Albergatori di Venezia la doppia proposta. La prima, dividere il turismo a mordi e fuggi da chi invece prenota in anticipo per una vacanza più lunga. Gestire il turismo. Abbiamo detto che sono circa 30 milioni di turisti che giungono, ma la gran parte, i 2/3, sono turisti pendolari che giungono dalla mattina alla sera, bassa spesa pro capite e poi un alto costo per la collettività dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della gestione. Quindi la seconda proposta, tra l'altro ripescata dal cilindro di quelle risalenti a fine anni 90, è più che mai attuale: rendere ZTL l'intera area di Piazzale Roma. Chi dorme, chi ha qualsiasi titolo, quindi anche i turisti pernottanti, chi vive, chi lavora, chi studia a Venezia ha diritto di entrare a Piazzale Roma, che è la porta d'ingresso principale della città, attraverso il Ponte della Libertà. Gli altri si devono, quindi il turismo pendolare, giornaliero, si deve fermare su terminal sulla Gronda lagunare e trasportato in città attraverso entrate secondarie.